Bortoluzzi di Spinea, in sella allo scooter, perde il controllo del mezzo, finisce contro una guardrail della tangenziale a Silea. L'uomo muore sul colpo, traffico paralizzato sull'arteria. Incredibile incidente a Ponte della Priula, automobilista tira dritto ad una curva, si schianta sul muro di un ristorante, sfondandolo, l'uomo miracolosamente illeso. È morto dopo alcune ore di agonia in ospedale dopo essere uscito di strada lungo la Castellana a Treviso. A perdere la vita il 69enne Franco Cendron, colto da un malore, era riuscito ad accostare. Assaltavano le banche armati di taglierino e fucili, terrorizzando gli ostaggi. I carabinieri di Treviso individuano una coppia di albanesi, arrestandone uno, il covo a Caorle, trovati anche 13 kg di droga. Tragedia nel bresciano, 54enne di Sanaglia della Battaglia, impiegato in una ditta del Padovano, trovato morto nella sua camera d'albergo. Ieri aveva chiesto di assentarsi dal cantiere perché non si sentiva bene. L'omicidio di Canizzano, 150 telecamere al setaccio dei carabinieri tra la zona del delitto e le aree frequentate dalla vittima. Pauroso incendio a Gagliarine, altissima colonna di fumo, allerta del sindaco, chiudete le finestre fino a cessato allarme, distrutto un capannone agricolo, danni per oltre 250.000 euro. Frana sul Fadalto, slitta la riapertura dell'Alemagna che si sperava potesse riaprire per Ferragosto, la statale 51 rimarrà chiusa fino alla fine del prossimo mese. A 6 anni dalla tempesta Vaia riapriranno ufficialmente mercoledì 31 i serrai di Sottoguda, lo storico canyon dolomitico di Rocca Pietre, uno dei simboli della devastazione. Il telegiornale di Treviso, buonasera, ben ritrovati con le immagini subito lungo la tangenziale di Treviso, paralizzato ormai da diverse ore a causa di un incidente mortale. A perdere la vita è Gianluca Bortoluzzi, un 57enne di Spinea, uscito autonomamente, si è scontrato contro il guardrail in sella al suo scooter. Le immagini. Il corpo dello sfortunato motociclista ancora a terra, la tangenziale di Treviso di fatto paralizzata. Sono passate da poco le 15 quando questo scooter guidato da un 57enne di Spinea, Gianluca Bortoluzzi il suo nome, inizia a procedere a zigzag, sbatte a destra poi a sinistra fino ad impattare contro il guardrail. Il punto è la rampa di missione che da Silea, via Borin, porta in tangenziale direzione Treviso Paese. È qui che Bortoluzzi perde il controllo e lo schianto diventa fatale. Ad assistere alla scena diversi automobilisti che chiamano immediatamente i soccorsi. I primi ad arrivare sono gli agenti di polizia locale di Treviso, un'ambulanza del 118 e una gazzella dei carabinieri. Ai sanitari del SUEM non resta altro che constatare il decesso dell'uomo. Bortoluzzi potrebbe essere stato colto da un malore. La polizia locale, che ha eseguito i rilievi, ha deviato il traffico che nel frattempo si era congestionato. Una volta identificato, i familiari sono stati avvisati poco dopo. Ci sono volute alcune ore per ripristinare la normale viabilità della strada. La tangenziale in direzione Paese è rimasta chiusa per 3 ore per consentire i rilievi e la rimozione del mezzo. E non ce l'ha fatta Franco Cendron, 69 anni, di Treviso, colto da un malore improvviso ieri mattina mentre era alla guida della sua auto lungo la Castellana all'altezza della rotonda di via dell'aeroporto a Treviso. È riuscito ad accostare fermandosi su un muretto di recinzione, subito soccorso. L'uomo è stato portato all'ospedale di Treviso in terapia intensiva, ma nonostante i disperati tentativi dei sanitari, purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. Cendron, pensionato, era molto noto tra Treviso e Paese, dove aveva gestito per tanti anni una coltivazione di funghi. Sportivo, da giovane aveva giocato anche nel rugby Paese, era molto attivo e conosciuto soprattutto per la sua grande generosità. E proprio per onorare questo suo desiderio di aiutare sempre gli altri e la famiglia ha deciso di donare gli organi. I funerali di Franco Cendron saranno celebrati martedì 30 alle 15:30 nella chiesa parrocchiale di Monigo. E da Monigo c'è stato nella notte un gravissimo incidente in serie condizioni. È una 23enne trevigiana, coinvolto anche un 65enne di Venezia. Le immagini. Da poco passate le 23:30 la Feltrina diventa teatro di un violento incidente. Un impatto che ha portato fuori strada, finendo dentro il fossato, una delle 2 auto proprio di fronte alla caserma Cadorin, a pochi passi dallo stadio di rugby di Monigo, nell'intersezione con via Olimpia. Coinvolti nel sinistro un 65enne residente a Venezia e una 23enne di Treviso. Sul posto i sanitari del SUEM 118 che hanno provveduto a stabilizzare i 2 feriti, trasportati in codice rosso all'ospedale Cafoncello. Sarebbero tuttora gravissimi
gravissime le condizioni della ragazza. Oltre ai soccorsi nella strada Feltrina sono intervenuti anche i vigili del fuoco per estrarre l'auto dal fossato e la polizia locale per i rilievi del caso. Ancora in corso gli accertamenti per verificare l'esatta dinamica dell'incidente. Ed ora guardate queste immagini di questo incredibile incidente che è avvenuto a Ponte della Priula. Una BMW si è scontrata contro un ristorante dopo aver letteralmente volato sopra ad uno spartitraffico. Nonostante l'impatto tremendo, il conducente è uscito illeso. È uscito tremante ma illeso sulle proprie gambe il conducente di 56 anni che alle prime luci dell'alba di oggi si è schiantato con la sua auto contro questa parete del ristorante cinese ai piedi del Ponte della Priula. Poche conseguenze per un incidente che avrebbe potuto avere risultanze ben peggiori se fosse capitato in un altro momento della giornata o se l'auto avesse modificato anche di poco la propria traiettoria. È tutto molto probabilmente per un colpo di sonno alle 4 del mattino che ha lasciato senza freni la BMW grigia proveniente da Spresiano direttamente contro il finestrone della sala da pranzo di questo ristorante cinese. Nell'impatto il motore è letteralmente scoppiato, inondando d'olio tutta la parete, mentre il finestrone è stato scardinato dal muro che in parte ha ceduto. Dopo il colpo tremendo, l'arrivo immediato dei vigili del fuoco, chiamati da alcuni automobilisti di passaggio, pompieri che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area, mentre un'ambulanza dell'ospedale di Conegliano ha portato il conducente al pronto soccorso per accertamenti. Questa mattina il locale ha regolarmente aperto, mentre molti automobilisti di passaggio hanno fatto notare come lo spartitraffico saltato dalla BMW abbia delle barriere solo per il palo dell'illuminazione e quello dei cartelli stradali, in un punto dove, soprattutto di sera, è facile incrociare veicoli che arrivano al ponte con velocità elevata, salvo poi accorgersi all'ultimo dello svincolo e sterzare bruscamente. Un tema, quello della sicurezza dello svincolo, già noto da tempo a Nervesa, comune a cui compete territorialmente. Noi geograficamente siamo in un'area di competenza territorialmente del comune di Nervesa, ma è ovvio che le competenze poi relativamente alla viabilità stradale in quel tratto di strada lì competono a quello che è l'ente preposto, che è l'ANAS. Ci sono stati per il passato e sono costantemente mantenuti vivi certi contatti, anche perché poi lì siamo in un contesto un po' particolare e spesso lì capitano che autovetture arrivano a toccarsi perché non è ben chiara la rotazione interna. Però adesso ve lo segnalerete all'ANAS. Chiaramente sarà un compito nostro quello di comunicare nuovamente con l'ente per avere certezza che possa aumentare il livello di sicurezza di questo tratto stradale. Taglierini alla gola dei clienti, identificati 2 rapinatori che hanno assaltato 3 banche, uno è stato preso a Caorle, l'altro è tuttora ricercato. La prende alle spalle, la tiene per il collo, la minaccia con un taglierino. È uno degli assalti messi a segno da 2 rapinatori pregiudicati e violenti. La vittima è un'anziana ultraottantenne. Si tratta di 2 malviventi albanesi quarantenni senza scrupoli. Uno è stato catturato a Caorle in una casa isolata. Il complice invece è tuttora ricercato dai carabinieri. Il blitz dei militari dell'arma è scattato i primi giorni di giugno. Dentro l'abitazione sono stati trovati anche 13,5 kg di hashish. 3 i colpi. Il 20 marzo 2024 presso la filiale della BPM di Vittorio Veneto i 2 hanno agito travisati con parrucche e passamontagna, ma l'istituto bancario aveva il temporizzatore per l'erogazione del denaro, quindi sono fuggiti a mani vuote. Il 25 marzo altro tentativo al Crédit Agricole di Meduna di Levenza. Anche in questo caso hanno agito travisati, hanno puntato un coltello alla gola di un cliente 82enne del posto, ma si sono trovati di fronte allo stesso problema dell'altra banca. Ed infine il colpo riuscito alla filiale di Ortisei della Cassa di Risparmio di Bolzano. Qui i 2 sono entrati, uno armato di un fucile, accertato poi trattarsi di una carabina ad aria compressa rubata la notte prima da un'abitazione di San Stino di Livenza. Hanno minacciato clienti e dipendenti e si sono fatti consegnare i soldi in cassa, circa 2.000 euro. Stesso modus operandi in tutte e 3 le rapine. Adoperavano un'autovettura pulita, se così appunto si può dire, in uso ai 2 soggetti e di proprietà di un connazionale per avvicinarsi negli immediati pressi dell'istituto di credito, per poi effettivamente raggiungerlo con un'altra autovettura che è sempre stata rubata per l'occasione ed è sempre stata distinta per tutti e 3 i fatti, per poi commettere la rapina in sé.
Uno entrava in banca, l'altro rimaneva fuori per controllare, poi la fuga con l'auto pulita. Prima dei colpi i due hanno fatto irruzioni in varie abitazioni fra le province di Treviso, Pordenone e Venezia per rubare le macchine da utilizzare nelle rapine. È caccia al secondo pregiudicato, che potrebbe però essere già uscito dal territorio italiano. Questi sono soggetti entrambi abituati e capaci di spaziarsi in tutto il territorio nazionale, non solo il Triveneto, e anche ovviamente all'estero e penisola balcanica essenzialmente. Fondamentale è stata la segnalazione di un cittadino di Vittorio Veneto che ha notato un particolare importante, che ha indirizzato i carabinieri verso i banditi albanesi. Dopo il colpo alla banca di Vittorio Veneto, un cittadino ha notato due persone che frettolosamente si spostavano da un'auto ad un'altra. Erano i due malviventi che dopo la rapina avevano lasciato la macchina rubata per prendere quella pulita ed allontanarsi dalla zona. Questo ha permesso ai carabinieri di poter sequestrare la vettura e iniziare le indagini. Non solo, ma poi grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza che hanno ripreso i due malviventi durante i loro spostamenti, i carabinieri hanno identificato i due cittadini albanesi pregiudicati. Uno, quello tratto in arresto, era irregolare nel territorio italiano perché già colpito da un provvedimento di espulsione. Un'attività investigativa complessa coordinata dalle procure di Treviso e Bolzano che in 4 mesi ha portato al provvedimento di custodia cautelare. Soddisfatta la sindaca di Vittorio Veneto, Mirella Bagliana. Voglio dire intanto ringraziare l'Arma dei Carabinieri per il lavoro che stanno svolgendo, e il fatto che sono riusciti a intercettare questi malviventi significa che il territorio è controllato e l'azione che stanno svolgendo i carabinieri è un'azione efficace e incisiva. Fondamentale, spiega la prima cittadina, è continuare la stretta sinergia fra tutte le istituzioni per garantire una maggiore sicurezza. 3 i colpi, 2 tentati, 1 riuscito, sempre armati di coltelli. In 2 casi, a Meduna e a Ortisei, uno dei banditi è entrato imbracciando un fucile. I 2 sono accusati di rapina, tentata rapina e del furto delle auto avvenuto nelle province di Treviso, Pordenone e Venezia. Un operaio di 54 anni impiegato in una ditta di Massanzago è stato trovato morto nella sua camera d'albergo del Bresciano. Questa mattina la vittima è Ferdinando De Boni, residente a Sernaglia della Battaglia nel Trevigiano. L'uomo sarebbe stato stroncato da un infarto dopo che giovedì aveva chiesto al datore di lavoro di assentarsi dal cantiere nella Bassa Bresciana dove stava lavorando perché non si sentiva bene. De Boni era dipendente della ditta Italfer di Massanzago che si occupa di lavorazione lamiere e commercio di prodotti siderurgici. La salma è già stata riconsegnata ai familiari. Siamo al delitto di Canizzano, il delitto di Vincenza Saracino. Forse le telecamere hanno ripreso il killer della donna trovata morta in una fabbrica dismessa. Oltre 150 telecamere dislocate non solo nei pressi della zona dove è stato trovato il corpo di Vincenza Saracino, ma anche lungo strade e aree frequentate dalla donna e forse anche dal suo assassino. E in una di queste immagini potrebbe esserci il volto del killer che ha ucciso a coltellate la 50enne trovata morta a Canizzano in un'area degradata dietro ad una fabbrica dismessa. Colpita con più fendenti, uno letale le ha reciso la carotide. I carabinieri hanno controllato il video fotogramma per fotogramma alla ricerca di elementi utili. Intanto si attendono i riscontri del RIS dei carabinieri di Parma che hanno esaminato la bici elettrica della vittima trovata seminascosta in un cespuglio da cui sporgeva solo il cavalletto, ed è stato grazie a questo dettaglio che i carabinieri hanno potuto trovare la donna che era scomparsa da un giorno. Presto potrebbe esserci la svolta, i carabinieri sarebbero già sulla pista giusta, Vincenza e il suo assassino si sarebbero dati appuntamento, forse per un chiarimento o forse per una questione economica. Certo è che il killer l'ha incontrata già armato di coltello. Denunciati per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere, i carabinieri hanno sorpreso 2 uomini in possesso rispettivamente di una roncola lunga quasi 20 cm e di un coltello a serramanico. Ad essere stato trovato in possesso della roncola è stato un automobilista trentenne controllato a Cordignano ed è stato fermato dai militari dell'Arma. L'uomo l'aveva nascosta all'interno della sua auto in via Zorzetto a Treviso. Invece un 31enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, sempre di una ventina di centimetri di lunghezza, controllato mentre transitava a piedi in via Zorzetto verso la città.
Siamo a Gaiarine, c'è stato un pauroso incendio, altissima la colonna di fumo, visibile anche a distanza, circa 250.000 euro il danno al capannone, il post del sindaco che chiede a tutti i cittadini di tenere chiuse le finestre. Eravamo a cena e è uscito e fa: nonno, guarda che là sul capannone sta prendendo fuoco. E l'ha bruciato tutto. Ero qua e ho sentito un botto e dopodiché ho visto del fumo che usciva e dopo l'incendio si è propagato velocemente, non c'è stato purtroppo niente da fare. Erano circa le 9 di sera quando i residenti di via Barse a Gaiarine hanno sentito dei colpi sordi e poi visto una densa colonna di fumo nero alzarsi dal capannone del signor Rebecca e che, allarmati per i costosi attrezzi, bombole e serbatoio di gas posti nelle immediate vicinanze del magazzino, hanno allertato i vigili del fuoco. Forse un guasto all'impianto fotovoltaico che ha fatto divampare l'incendio e provocato il crollo del tetto. Altro che fumo, è scoppiato tutto, basta guardare i muri. Scoppiate anche i muri. Ho visto del fumo grigio che usciva da là e da là sono venuto qua e ormai le fiamme si sono propagate in un batter d'occhio. Sì, paura sicuro, e tanta anche. Squadre dei vigili del fuoco arrivate da Conegliano, Motta di Livenza, Treviso e Pordenone con 2 autopompe e 2 autobotti. 14 gli operatori impegnati nelle operazioni di spegnimento del violento rogo concluse in poche ore. Fumo denso visibile a chilometri di distanza che ha allertato cittadini e passanti. Finestre chiuse in tutto il paese fino al cessato allarme. L'amministrazione tramite una chat comunale ha avvisato più di 1.300 cittadini di quanto accaduto, perché le segnalazioni ai vigili del fuoco sono state numerose. Ci sono delle indagini di routine da parte dei vigili del fuoco, il proprietario ha escluso il dolo ovviamente e si presume sia dovuto appunto all'impianto fotovoltaico. So quanti sacrifici si fanno, è duro. Gente che si dà da fare così e poi niente, ti rovina il lavoro di una vita. La famiglia Rebecca, infatti, dopo una carriera di padre e figlio nel calcio, la vita all'estero e fuori dal Veneto, una volta appesi i tacchetti al chiodo, ha continuato con la passione per la terra e le vigne che impiegava le loro giornate sempre a contatto con la natura. Andati completamente distrutti 2 trattori e attrezzi per un valore di oltre 250.000 euro. Dediti al lavoro dalla mattina presto alla sera tardi. Erano sempre qua? Erano sempre qua, la loro vita era qua, il loro mondo era qua. Cioè, spero continui a essere qua. Vittorio Veneto, siamo alla frana sul Fadalto, slitta l'apertura dell'Alemagna che si sperava potesse riaprire già per Ferragosto. La statale 51 rimarrà chiusa sino alla fine del prossimo mese. L'impegno di ANAS rispetto a questo lavoro è imponente, nel senso che la colata detritica è molto importante e quindi si tratta anche di rimettere di nuovo in sesto tutto il sistema di allarme, di preavviso e rimettere in sesto il versante, quindi i lavori andranno sicuramente avanti fino a fine agosto. Almeno un altro mese di chiusura per l'Alemagna, bloccata dalle 2 frane scese sulla statale lo scorso 12 luglio. Dopo il vertice mercoledì della scorsa settimana con tutti gli enti coinvolti, da ANAS era arrivata l'ottimistica previsione della riapertura del Fadalto entro Ferragosto, salvando così gli affari delle attività che confidavano nel ponte festivo e nel passaggio soprattutto di motociclisti e ciclisti. Purtroppo così non sarà, i lavori sono evidentemente più impegnativi del previsto e si protrarranno sino alla fine del prossimo mese. Sempre speranzosi che ci possa essere un anticipo rispetto alla riapertura, però è vero anche che dobbiamo essere realisti e quindi voglio dire i lavori stanno procedendo in modo anche celere, però è la questione materiale, dobbiamo considerarla. Allarga le braccia la sindaca Balliana ringraziando ANAS per i lavori con la consapevolezza che finché non verranno realizzati gli interventi risolutivi con le gallerie paramassi la situazione purtroppo potrebbe ripetersi. Sappiamo che l'entità della colata detritica è elevata e quindi noi ringraziamo ANAS per l'intervento che sta portando avanti. Sappiamo benissimo che dall'altra parte i pendolari
familiari e residenti del Fadalto hanno la possibilità di prendere l'autostrada A27 da Vittorio Veneto Nord fino a Fadalto in modo gratuito, e quindi questo compensa i disagi che ci sono. Pochi secondi di pubblicità, tra poco con tutte le notizie di Treviso e provincia. Ben ritrovati, il telegiornale di Antenna 3, il TG di Treviso riparte da Ponte di Piave con i cittadini esasperati ogni sera dopo il tramonto a ridosso dalla Postumia. Una piazza diventa un vero e proprio pool di schiamazzi, come ci raccontano alcuni residenti nel prossimo servizio. Da diversi anni ormai, soprattutto alla sera, perché diciamo adesso fa molto caldo, a una certa ora del tardo pomeriggio arrivano flotte di bambini con mamme, ma soprattutto ragazzi da soli. E cosa fanno? Il disastro praticamente. E le immagini, ma soprattutto i suoni, confermano una situazione difficile tra residenti e fruitori di Piazza Garibaldi a Ponte di Piave, che tutti hanno soprannominato Piazza degli Schiamazzi. Siamo nel centro del paese e la super trafficata Postumia passa a pochi metri, mentre al di là della striscia d'asfalto c'è il municipio. Eppure qui sembra di essere da tutt'altra parte, merito della barriera di palazzi che proteggono questa zona verde che ha dei grandi alberi. Quasi un'oasi di pace, ci raccontano i residenti, che però diventa un inferno soprattutto d'estate dopo le 7 di sera. Di tutto, soprattutto sotto i portici che noi abitiamo qui nel condominio, schiamazzi fino anche a mezzanotte, 11:30, mezzanotte, e la pericolosità del luogo, perché corrono con il monopattino, le biciclette, giocano a pallone, il pallone va a finire in Postumia, le macchine devono frenare perché passa il pallone, passano questi bambini. Oltretutto giocano a nascondino dietro le macchine qui del parcheggio. Un concerto che ogni sera toglie il sonno ai residenti, che più volte si sono rivolti al sindaco chiedendo innanzitutto chiarezza sulla piazza, che non può per via della sicurezza essere un parco giochi. Eppure da tempo l'amministrazione ha provveduto a questa installazione. Bisogna trovare un'altra soluzione, un altro parco. Non è mai stato trovato. Avevamo detto appunto di togliere i giochi, ci è stato risposto di no. Abbiamo proposto di recintare la zona, ci è stato detto di no. Abbiamo proposto tante cose, ma abbiamo sempre trovato un muro. Di certo i cartelli sono in italiano, non aiutano il rispetto delle regole da parte degli stranieri, che, sottolineano i residenti, rispondono solo se arrivano vigili e carabinieri. Invece l'unica risposta, e tra l'altro davvero amara, l'hanno ricevuta loro. Ci hanno detto in comune, quando siamo andati in municipio: avete voluto abitare in piazza? Ma questo non è una risposta. Abitare in piazza non vuol dire non dormire la notte, non poter scendere su una bella area verde, perché questa è una bella area verde, e stare un po' tranquilli. E noi abbiamo sentito anche il sindaco Paolo Oroba che risponde ai cittadini. Già da parecchi anni Piazza Garibaldi ha degli interventi, come altre zone del territorio comunale, nel progetto Più legalità, più sicurezza, effettuato dalla polizia locale con la collaborazione delle forze dell'ordine. Consiste che la polizia locale è fuori da aprile fino ad ottobre con delle pattuglie serali divise in vari giorni della settimana, in cui controlla una serie di situazioni sul territorio. Settimanalmente vengono organizzate in giorni diversi proprio dalla polizia locale per poter permettere un controllo più importante del territorio. E voi dite sostanzialmente: noi i ragazzi li controlliamo già quando sono a scuola, cerchiamo di dargli una formazione, adesso non resta che educare i genitori, del resto anche chi vive lì chiede maggiore rispetto delle regole. Sicuramente, secondo l'articolo 147 del Codice Civile e 30 della Costituzione, sono i genitori che sono responsabili per i propri figli. L'amministrazione ha fatto molto per questi progetti. Credo che l'amministrazione adesso sia il momento che faccia qualcosa per la cittadinanza, per educare la popolazione adulta, inclusi naturalmente chi sono i frequentatori di questa zona, a cosa significhi fare comunità e rispettare insieme un patrimonio che è di tutti quanti. Per ultimo, poi voi avete anche pensato a dare, diciamo fra virgolette, un'altra vita a quell'area. Oltre ai giochi della fascia 4-14 anni per i ragazzi, ci sarà anche un percorso vita legato alla popolazione adulta, proprio legata all'attività sportiva, al mantenersi in salute e a fare dell'attività motoria con altre persone insieme.
Castelfranco modifica i parcheggi interni all'ospedale. I lavori termineranno entro il 10 di agosto per consentire i lavori di asfaltatura delle aree interne dedicate al parcheggio utenti del San Giacomo. Il parcheggio A, situato di fronte all'accesso del pronto soccorso, è ad oggi chiuso e la viabilità modificata fino al termine dei lavori. L'azienda sanitaria ricorda che gli utenti con diritto di accesso ai parcheggi interni sono indirizzati ai nuovi posti auto del parcheggio B, come vedete nella mappa, contrassegnati in giallo. Cammino delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Negli alpini di Vittorio Veneto, assieme ad una rappresentanza del CAI, si sono messi all'opera per effettuare una pulizia straordinaria dei sentieri. Il tratto finale del cammino, che si sviluppa sopra il Serravalle, è stato liberato da erbacce e rovi e reso finalmente fruibile l'area della terrazza degli artiglieri e il percorso per raggiungerla. Guardate queste belle immagini dove si vedono appunto gli alpini di Vittorio Veneto al lavoro insieme ad una rappresentanza del CAI. Trevisani nel mondo, l'appuntamento è per domenica, c'è la diretta ovviamente di Antena 3, si parte alle ore 10. Andiamo a vedere. Quest'anno ci saranno dei gruppi che vengono da Latina e da Arborea per una motivazione particolare, che presenteremo in questa occasione anche una mostra inedita, una ricerca che è stata fatta recentemente proprio sul ruolo che hanno avuto i trevigiani e i veneti in quelle due località. Sono da sempre definiti gli emigranti della porta accanto, nel senso che non hanno passato oceani o percorso deserti, ma comunque hanno lasciato la loro terra trevigiana e veneta per dare vita ad aree dimenticate dell'Italia del primo dopoguerra. Non a caso sono stati i coloni delle bonifiche. Quella di Latina appunto, quella di Arborea, dove è stata attuata una bonifica negli anni 30, una bonifica per recuperare delle aree che erano degradate in quanto erano sommerse dall'acqua, recuperarle e dedicarle all'agricoltura. Storie di fatica, ma anche di diffidenza, come dalle genti della ciociaria, che consideravano quei polentoni imposti dallo Stato usurpatori della loro terra. Poderi che l'Opera Nazionale Combattenti assegnava alle famiglie più povere, quelle colpite maggiormente dalla guerra, con uno o più morti in guerra. Storie forse meno conosciute rispetto alle epopee delle Americhe, del Brasile o dell'Australia, o più recentemente di nostri migranti in Svizzera, ma non meno difficili e cariche di quella voglia di riscatto che da sempre ha contraddistinto l'emigrazione trevigiana e veneta. Storia che racconteremo in diretta dalle 10 di domenica mattina con il 31esimo raduno dei trevisani nel mondo in Cansiglio. La mostra fotografica, le testimonianze oramai della seconda e terza generazione, poi alle 10:30 la messa officiata dal vescovo di Vittorio Veneto Monsignor Corrado Pizziolo, e a seguire i discorsi delle autorità e i riconoscimenti a chi oltre a catar fortuna all'estero ha dimostrato la forza e la volontà veneta. Un appuntamento con la nostra storia, perché non c'è famiglia veneta o trevigiana che non abbia una persona cara, partita con quella valigia di cartone carica di tristezza e speranza, che ha fatto grande il nome di Treviso e del Veneto nel mondo. Come ogni venerdì siamo arrivati alle previsioni del tempo. Una vasta area anticiclonica che interessa tutte le nostre zone, tutta la nostra penisola, e questo costituisce un blocco ai sistemi perturbati. Vedete dalla carta del tempo, sono costretti a scorrere ben a nord sulle Alpi, quindi tempo stabile, tempo soleggiato per questo fine settimana, ma anche per tutta la prossima, quindi per sabato, per domenica, su tutte le nostre zone sole splendente. I venti saranno deboli con questa situazione di direzione variabile, con della brezza sulle coste, ma questo è salutare. Ecco, il punto dolente sono ancora le temperature, l'ondata di calore continuerà e si rafforzerà, infatti questo fine settimana prevediamo dai 34 ai 36 gradi, ma anche la prossima settimana avremo le massime 32-34 gradi, quindi vedete ancora farà molto caldo. E per finire l'Alta Adriatica è previsto da quasi calmo a calmo. È tutto. Siamo alla pagina di Belluno e provincia. In apertura l'operazione della Guardia Costiera di Venezia a Cortina d'Ampezzo. I militari hanno effettuato controlli su prodotti ittici nei ristoranti di lusso. Nella Perla delle Dolomiti hanno elevato 8 sanzioni. 2 chili.
1.400 kg di pesce di provenienza ignota, non etichettato e persino scaduto. Sono le cifre del sequestro operato dai militari della Capitaneria di Porto di Venezia che congiuntamente al personale del servizio veterinario dell'ULS 1 Dolomiti hanno effettuato controlli ad alcuni rinomati ristoranti di Cortina d'Ampezzo. Branzini, ricciole, seppie, calamari, ma anche gamberi rossi, polpi, salmoni e altri prodotti alimentari non appartenenti al settore ittico. Tutti i prodotti congelati, sprovvisti della tracciabilità che per legge serve a monitorare ogni fase della commercializzazione e peraltro conservati oltre la data di scadenza. I prodotti erano conservati all'interno delle ghiacciaie e con ogni probabilità sarebbero finiti sulle tavole di alcuni ristoranti VIP della Conca Ampezzana. 8 le sanzioni amministrative elevate per un importo totale di 22.000 euro per i 3 sequestri effettuati nel contesto della vigilanza sulla filiera della pesca da parte della Guardia Costiera per scongiurare quei comportamenti illegali che compromettono la qualità del prodotto ittico e del Made in Italy, oltre a comportare il rischio di conseguenze potenzialmente dannose per la salute dei consumatori. Dopo un iter durato più di 20 anni, le caserme Zannettelli sono finalmente passate sotto la proprietà del Comune di Feltre. È previsto ora per settembre l'avvio del cantiere per la riqualificazione. È una giornata storica per la città di Feltre. Con la firma posta sull'atto notarile si è perfezionato il trasferimento definitivo delle caserme Zannettelli che passano di proprietà dal demanio di Stato al Comune di Feltre. Un atto fondamentale sotto il profilo tecnico perché consente di passare alla fase esecutiva del cantiere finanziato con 5 milioni di euro dal PNRR, 700.000 dal Fondo Comuni Confinanti e 8.000 da fondi di bilancio comunale per la messa in sicurezza e riqualificazione delle ex caserme del centro cittadino. Noi attraverso quest'atto acquisiamo questo bene e cercheremo di dare una risposta ad alcune esigenze della città di Feltre. Presentato il progetto esecutivo del primo stralcio di interventi che donerà nuova vita al complesso. Nella palazzina comando affacciata su Viale Mazzini, dopo i lavori sia interni che esterni di restauro, ristrutturazione ed efficientamento energetico, troverà spazio il nuovo comando di polizia municipale e il COC di protezione civile. Saranno poi realizzati i rifacimenti dei manti di copertura delle palazzine Caimi e Montiglio, per le quali il Comune ha già inviato candidatura affinché possano un giorno ospitare l'archivio centralizzato dei documenti della provincia di Belluno, ma questa è un'altra partita. E infine saranno realizzati nuovi accessi, sistemata l'area esterna e di parcheggio e realizzata una nuova centrale termica e le pompe di calore. Il Comune viene quindi a disporre di un'area ampia e ricca di potenzialità sulle quali i progetti sono tutti da scrivere. Non sono spazi facili perché è stato costruito come una struttura protetta e ad uso militare, ma un po' alla volta, un passo alla volta, secondo me riusciamo a trasformarlo in un momento di riconversione e rigenerazione urbana. Vale la pena di rifare un piano urbanistico, una riflessione generale sulle caserme, perché gli spazi sono tanti e il lavoro da fare è lo stesso molto, però bisogna trasformarlo in un'opportunità per la città. Entro settembre sarà affidato l'appalto per i lavori che si protrarranno fino a dicembre 2025 e per il collaudo invece si dovrà attendere fino a marzo 2026. 6 anni dopo la tempesta di Vaia riaprono i serrai di Sottoguda, la lunga forra calcarea di 2 km di lunghezza e 60 metri di altezza devastata dalla furia del vento e dell'acqua. Un intervento da 11 milioni di euro portato avanti dalla Regione del Veneto che mercoledì prossimo, 31 luglio, inaugurerà ufficialmente il sito di spiccato interesse turistico e paesaggistico alla presenza del Presidente Luca Zaia e dell'assessore all'ambiente Giampaolo Bottaccino. Dopo la cerimonia l'area sarà aperta alle visite turistiche fino al termine della stagione. Ve lo ricordiamo, domenica il Cansiglio ospiterà il 31esimo raduno dei trevisani nel mondo che Antena 3 trasmetterà in diretta, appuntamento dalle 10 per sentire le testimonianze di chi tanti anni fa ha cercato fortuna all'estero, ma anche dei nipoti e pronipoti dei nostri emigranti che tornano nella Marca alla ricerca delle proprie radici. Alle 10:30 la Santa Messa officiata dal Vescovo di Vittorio Veneto, Monsignor Corrado Pizziolo, a seguire i discorsi delle autorità e l'apertura della mostra fotografica dedicata alle famiglie trevigiane e venete che hanno colonizzato la bonifica pontina a Latina e quella sarda ad Arborea. Siamo in chiusura e come sempre ci sono le previsioni del tempo. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Il TG di Treviso termina qui. Arrivederci.